I sentieri di Praforte. Nel cuore della Valcosa, i sentieri di Praforte e delle borgate circostanti rappresentavano le arterie vitali della comunità. In un territorio definito da alcuni come labirinto geografico, queste vie erano essenziali per la vita quotidiana. Le clapadories, strade lastricate, e i trois, sentieri, collegavano le piccole borgate tra loro e con i centri abitati della valle, permettendo spostamenti che altrimenti sarebbero stati impossibili. Tra questi, uno dei sentieri più significativi è stato dedicato al casaro Edoardo Bortolussi, affettuosamente conosciuto come Doardo. La Clapadoria era una delle vie più importanti che collegavano le tante borgate di Castelnuovo del Friuli al Monte Ciaurlec. Questa strada era fondamentale per la monticazione, il trasferimento stagionale del bestiame verso i pascoli montani, ma anche per altri scambi che servivano al sostentamento delle attività economiche e sociali. La vita quotidiana di un tempo, infatti, richiedeva continui spostamenti lungo questi sentieri. Gli abitanti trasportavano a mano legna, latte, acqua e altri beni essenziali con qualsiasi tempo meteorologico. Le rivindicules percorrevano lunghe distanze, spesso fino alla bassa, per scambiare prodotti come frutta, noci e castagne. Gli uomini, durante la bella stagione, si spostavano per raggiungere cantieri a Milano o in Svizzera. Durante la Seconda Guerra Mondiale i sentieri assunsero un ruolo strategico e, talvolta, pericoloso. Ma essi erano anche luoghi di incontro e socializzazione. Durante le camminate gli abitanti scambiavano notizie, si aiutavano reciprocamente e rafforzavano i legami comunitari. Oggi percorrere questi antichi sentieri significa immergersi nella storia di Praforte e nelle sue genti. Percorrendo questi sentieri potrete consolidare il vostro legame con la natura, condividere informazioni e conoscenze con altri escursionisti e riscoprire la ricchezza storica e culturale di Praforte. Se vuoi approfondire l'argomento, scansiona il QR code.